Allora, buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza. Noi qui siamo riuniti per questa fine mostra sul Grand Hotel e sono collegati vari giornalisti di varie testate. Io volevo anche rivolgere un saluto alla professoressa Eva Kawamura, che è collegata da Tokyo, che è stata una nostra consulente, anche lei una grossa studiosa, soprattutto studiosa della CIGA, che ha collaborato con noi in questa avventura. Io porto anche il saluto del presidente Ciambetti, che doveva essere qua, ma come sapete noi abbiamo avuto 3 giorni veramente di maratona con il Consiglio regionale, con le sedute relative al bilancio, e veramente il presidente era molto stanco e anche aveva degli impegni familiari, ha pregato di sostituirlo, e quindi porto anche il suo saluto, il suo ringraziamento e anche la sua gratitudine per come la mostra è stata realizzata. Io adesso partirei con un video che è stato fatto dalla RAI. La RAI, anche qui ringrazio la RAI, sia la RAI regionale, RAI Veneto, ma anche la RAI, la sede centrale, perché questo video è stato prodotto dalla RAI Veneto, però è stato anche trasmesso in sede nazionale nel programma Bella Italia, ed è stato veramente un filmato che un po' riassume tutta la mostra, e quindi vediamolo un attimo assieme. Lo sorprende quasi di corsa, con un mezzo sorriso, l'istantanea del fondo comunale Giacomelli. Mette i brividi Sir Winston Churchill a Venezia sul pontile dell'albergo nel 1938, poco prima dell'ora più buia per il mondo in guerra, la seconda, e per lui, primo ministro dell'impero britannico a Londra sotto le bombe naziste. Oggi non riconoscerebbe più il Grand Hotel. Dal 1976 è sede del Consiglio regionale del Veneto. Riaffiora un'insegna, comincia il racconto, 100 anni di mostra negli spazi ora istituzionali di Palazzo Ferro Fini. 2 per la verità, acquisiti prima Palazzo Ferro, poi il Fini dagli Ivancic, armatori di lusso in piccolo. Ne fanno un albergo. Il Nuova York, suggestione della Venezia d'oltreoceano. Quasi subito, è il 1874, cambia nome. Quel Grand Hotel vuole essere il più grande sul Canal Grande, il più fastoso, scenario di lì a poco dell'illusoria riconciliazione fra Re Vittorio Emanuele II e l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe. Questa è una mostra che va anche collegata a quella che era stata la mostra precedente sui 50 anni ovviamente del Consiglio regionale del Veneto, e quindi un passo indietro per conoscere i 100 anni che un po' mancavano nella documentazione. Da dove nasce questa mostra, che è una vera scoperta? Ma nasce proprio all'interno del palazzo, perché gli stessi dipendenti, gli stessi lavoratori hanno così cominciato ad avere un po' una certa curiosità, e allora, quando abbiamo cominciato a raccogliere un po' di materiale, ho detto: qui bisogna veramente che facciamo una mostra. Documenti da raccolte e archivi pubblici e privati, vivide testimonianze legano la leggenda alberghiera all'avventura della ristrutturazione, il passato imprenditoriale al presente politico, scelta in controtendenza allora nella Venezia turistica. Dal 1909 l'epoca d'oro della CIGA, Compagnia Italiana Grandi Alberghi. La gestione Saigat 48-68. Dal Grand Hotel si imbarca parte di quel migliaio di invitati di rango al ballo orientale di Palazzo Labia. 3 settembre 1951, il petroliere messicano Carlos de Bestegui l'aveva appena comprato, 13 anni prima della RAI. Intorno alla mostra del cinema ruota una clientela internazionale. Quella degli anni 30 non sembra neppure sfiorata dalla cappa della dittatura fascista e dall'imminenza di un'altra guerra.
Sovrani e presidenti, ministri, diplomatici, scrittori, registi, attori, Pirandello, Cary Grant e Tyrone Power, Ciano e Ribbentrop. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale era la suite reale del Grand Hotel. Vi soggiornò anche Hitler. Nella dolce vita veneziana degli anni 50, così pieni di speranza, in quegli stessi ambienti sorridono innamorati Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Devo dire veramente un bel collage, un bel assunto di questa mostra che dispiace che si chiuda oggi. Però noi abbiamo pensato appunto di fare un filmato che diciamo in fase di elaborazione, di montaggio, in realtà l'abbiamo già girato, e il nostro Attila Tot lo sta montando, lo sta realizzando, e speriamo che prima di Natale possa diciamo essere visibile su YouTube, in modo tale che rimanga questa cosa, questo ricordo di questa mostra, di questo Grand Hotel. Io oggi saluto le persone che ci sono qua, in particolare la famiglia Ivancic, con l'ambasciatore Giacomo, Donna Marina, dottoressa Irina, poi ringrazio la presenza di un'altra figura storica, l'architetto Posocco, che è stato colui che ha vissuto il passaggio da Grand Hotel a Consiglio regionale, quando appunto fu presa quella decisione di scegliere questo palazzo come sede appunto del Consiglio regionale. Saluto anche Walter Cesare, con lui io mi permetto di dire saluto tutta la CIGA, tutti i dipendenti CIGA che hanno fatto la storia di questo edificio. Così saluto anche coloro che hanno permesso questa mostra, l'architetto Fabrizio Berger con il suo collaboratore Carlo Sordillo di DCF Studio, e poi volevo anche, colgo l'occasione di ringraziare i miei collaboratori, dopo l'ultima sarà la Franca, i miei collaboratori che, come vi ho detto, alcuni di loro sono stati coloro che hanno i promotori della mostra, però devo dire che si sono aggiunti altre persone che hanno trovato entusiasmo in questa esperienza, e quindi ringrazio sia Bianca sia Carlo, che mi hanno assistito in questi mesi, che hanno così Bianca ha dato la voce e ha anche accolto gli ospiti, ma anche Carlo che appunto annotava i vari visitatori. Io ci tengo a dire che a oggi, cioè senza quelli della giornata di oggi, i visitatori sono stati 3.052 e di cui più di 700 sono stranieri. E allora parlavo con l'ambasciatore dottor Giacomo della provenienza. Allora gli ho promesso che, vista appunto la sua esperienza internazionale, vorrei appunto enunciare quali sono state le provenienze dei visitatori. Oltre all'Italia, Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Colombia, Repubblica Ceca, Cile, Cina, Corea del Sud, Croazia, Cuba, Danimarca, Francia, Filippine, Germania, Giappone, Gibilterra, Grecia, Guatemala, Irlanda, Lussemburgo, Messico, Olanda, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Spagna, Slovenia, Slovacchia, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay e Stati Uniti d'America. Potremmo fare le Nazioni Unite, vero ambasciatore, con tutti questi paesi. È bello, perché soprattutto abbiamo potuto constatare appunto questa presenza cosmopolita di tutti questi visitatori.
Io devo dire che provo anch'io una certa malinconia oggi per chiudere questa mostra, però pensando tra me ho cercato di trovare le cose soprattutto positive al di là dei numeri e del successo. Prima di tutto io sono particolarmente contento di aver instaurato un'amicizia con la famiglia Ivancic, perché io avevo sempre sentito parlare di questa famiglia illustre di origine dalmata, di origine veneziana adesso, ma non li avevo mai conosciuti, ma avevo sempre sentito nominare. E non è stato solo una frequentazione nella preparazione della mostra, ma ci sono stati vari incontri, vari momenti in cui ci siamo visti, ci siamo conosciuti, e quindi questo secondo me è molto importante. È importante per me personalmente, ma è importante anche per il Consiglio regionale, per il Palazzo, perché loro devono pensare che è stata la loro casa, ma lo è, può essere anche tuttora, possono venire quando vogliono, possono entrare, visitare, bere un caffè con me, eccetera. Quindi per me questa è sicuramente un elemento di grande orgoglio, è un elemento veramente che mi sta veramente a cuore. La seconda cosa è il rapporto, e qui apro un capitolo con la Ciga, il rapporto con l'Hotel Gritti. Noi siamo stati per anni vicini, ci siamo quasi ignorati, ci guardavamo con diffidenza, loro nei nostri confronti e noi nei loro. E questa conoscenza che c'è stata con loro, devo dire che è stata veramente importante. Col direttore, con lo staff, pensatevi, io ieri sono andato, mi hanno invitato al loro pranzo di Natale, e quando sono entrato, vedere il personale che mi veniva incontro, che mi veniva a salutare, e mi sono sentito un po' a casa mia, ecco, e loro mi hanno ringraziato perché dice: noi avevamo bisogno di questa mostra per capire la nostra storia, cosa eravamo noi. E infatti loro hanno detto: noi in fin dei conti siamo una costola del Grand Hotel. Il Gritti oggi è quello che è, lo è perché c'era il Grand Hotel. E quindi loro anche, io ho detto al direttore: vede direttore, è stato distrutto, è stato tolto il ponte di ferro, il ponte che univa i due palazzi, ma in realtà si è ricreato un ponte tra noi, un ponte simbolico, un ponte di amicizia, un ponte di collaborazione. E questo, anche questo elemento è molto importante, soprattutto perché questo apre poi un dialogo con tutta la città di Venezia, perché abbiamo recuperato anche un rapporto con la città, visto che ho citato molti stranieri, ma soprattutto ci sono stati tanti veneziani che sono venuti a Palazzo Ferrofini a visitare la mostra, e quindi c'è stato proprio un ricongiungimento tra la città e anche l'istituzione Regione Veneto, che io vi avevo detto nell'inaugurazione. Questo rapporto in realtà non c'era, perché la Regione, come ci aveva un po' anche spiegato l'architetto Posocco, la Regione aveva altre mire, aveva dovuto come dire, accettare questo compromesso con la città di Venezia nel comprare il Grand Hotel. Forse all'inizio non lo so quanto contenti potevano essere quei politici di allora. E infatti forse questa storia per questo è stata un po' nascosta per alcuni anni, ma io credo che oggi il prestigio della storia del Grand Hotel, di quello che abbiamo visto in quelle immagini, in questa occasione, penso che la Regione Veneto possa essere orgogliosa di quel passato. Grazie, vorrei dare adesso la parola alla dottoressa Lugato per poi dare anche un po', visto agli amici
che ci sono qui, prima l'ambasciatore dottor Giacomo, poi alla dottoressa Irina, e poi volevo anche qualche parola di Franco, l'architetto Posocco, che lui è stato veramente testimone di tanti eventi di questo passaggio. Prego Franca. Allora, buongiorno a tutti, sarò breve anche visto un po' il mio stato di salute. Anch'io ci terrei a fare dei ringraziamenti, ma prima di tutto, come diceva il segretario generale, il dottor Valente, è un momento un po' malinconico, no? Perché insomma questi finissage, queste chiusure, così traspare un momento un po' di malinconia, però nello stesso tempo siamo veramente molto orgogliosi di come sono andate le cose, e sin dall'inizio, quando ci siamo messi per un anno a fare una ricerca, uno scavo, no? Perché tutto questo è il frutto di un grosso lavoro che abbiamo fatto, un lavoro di gruppo, di equipe. C'era l'intenzione, poi le mostre sono effimere, lo sappiamo, si chiudono, però di lasciare qualcosa, e quindi possiamo essere orgogliosi del catalogo che abbiamo fatto. Questo catalogo è stato fatto tra l'altro anche in 2 lingue, italiano e inglese, e io qui voglio ringraziare veramente tutti gli autori che hanno lavorato e hanno anche generosamente contribuito, dal professor Mario Isnenghi, che ha fatto quel bellissimo saggio d'apertura del nostro catalogo, mettendo in evidenza la situazione un po' della Venezia a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, con il rilancio di questa città dopo le dominazioni straniere. Poi abbiamo la signora, la dottoressa Irina Ivancic, che ha ripercorso un po' quella che è la storia della famiglia, del passaggio a Venezia, dell'inizio di questa avventura alberghiera. E poi abbiamo la Margherita Carniello, che oggi non c'è, ma che ringrazio tantissimo, perché Margherita, assieme a Davide Simon, che sono con me un po' i co-curatori sia della mostra che del catalogo, ha fatto un bellissimo saggio su quelli che sono i protagonisti, diciamo, che sono passati. Ne abbiamo presi solo alcuni, ovviamente migliaia e migliaia di persone sono passate in queste stanze, ma insomma abbiamo cercato di dare un po' di ordine e di dare un po' di suggestioni, e Margherita Carniello ce l'ha fatta con un bellissimo saggio. E poi Eva Kawamura, che è stata citata prima, questa studiosa proprio di Ciga, di hotellerie, che ci ha fatto un cameo proprio sulla storia della Ciga. E infine, diciamo, li sto citando proprio in ordine di come li abbiamo messi poi all'interno del catalogo, l'architetto Posocco, che ha potuto, dalla sua grande esperienza, no, documentare il passaggio dal Grand Hotel a sede istituzionale. Questo quindi rimangono anche tutte le bellissime foto che abbiamo in parte anche generosamente acquisito grazie agli archivi privati, e qui è tempo di ringraziarli, in particolare il Comune di Venezia con l'Archivio Giacomelli, perché lì sono stati dati 50 scatti tra i più significativi che poi abbiamo riportato in catalogo, l'Archivio Filippi dell'IPAV e l'Archivio Alinari. Questi sono i 3 archivi storici ai quali abbiamo attinto maggiormente. Poi ci sono stati anche alcuni archivi privati, perché Camera Foto, l'Archivio Arici, insomma abbiamo completato. E l'altra cosa che rimane sono anche i filmati storici. Come sapete, nella mostra, in tutte e 3 i piani della mostra, c'erano dei totem touch, i quali per chi aveva tempo, no, poteva veramente approfondire attraverso una serie di questi filmati storici dell'Istituto Luce, di British Pathé, ma anche attraverso le interviste. Anche le interviste rimangono, le interviste alla famiglia Ivancic, le interviste a quelli che sono stati preziosissimi collaboratori di Ciga,
Poi abbiamo le interviste di Arrigo Cipriani, che io faccio sempre ascoltare ai miei visitatori, perché le parole di Arrigo Cipriani veramente completano quello che io posso dire e raccontare di questa ricerca, ma solo attraverso le sue parole un po' si respira quello che è stato il Grand Hotel. Quindi tutto materiale che adesso noi vediamo presentato anche, ma che è costato molto lavoro, no? E quindi questo è stato una cosa alla quale, un bagaglio che questo insomma rimane. Poi i numeri li ha già detti il dottor Valente: più di 3.000 visitatori, o visitatori singoli che sono venuti e hanno avuto comunque gli strumenti singolarmente di seguire la mostra, perché la mostra era tutta, diciamo, affiancata da un apparato didascalico, c'erano delle brochure che poi abbiamo dato, con le quali insomma si poteva seguire agevolmente il percorso della mostra, ma abbiamo portato tantissimi gruppi di tutte le età, dalle scuole alle scuole specializzate, a chi studia alberghiera e quindi i professori erano particolarmente interessati a questo argomento, a FAI, amici dei musei, abbiamo avuto veramente moltissimi gruppi. L'ultimo gruppo l'abbiamo fatto proprio questa mattina, l'ho fatto io perché è stata anzi un onore poter accompagnare i dipendenti del Consiglio regionale. In questi mesi, poveretti, hanno avuto anche queste presenze continue e non avevano mai fatto una visita strutturata, diciamo, alla mostra, quindi è stato veramente per me un onore poterli accompagnare. Ecco, io vedo qua è il momento anche di festeggiare dei volti amici con i quali veramente abbiamo condiviso, e in particolare voglio ricordare i prestatori, perché insomma abbiamo ricordato gli archivi, la costola principale, il fil rouge di questa mostra sono le fotografie, ma non ci siamo accontentati solo delle fotografie, siamo andati a disturbare la collezione del signor Walter Cesare, che è stato generosissimo, gli abbiamo tanto rotto le scatole, ma insomma è stato veramente, c'è stata una risposta incredibile, e quindi tutti gli oggetti che voi avete visto in mostra, che suggeriscono questa un po' sensazione di essere ritornati al Grand Hotel, fanno parte della sua splendida collezione che lui gelosamente custodisce e che implementa in continuazione, andando per i mercatini, facendo acquisti in rete, insomma non è mai finita, vero dottor Cesare? Ecco, poi voglio ringraziare l'amica Martina Grimani, che grazie alla presenza dell'album di famiglia abbiamo potuto documentare un evento, è l'evento che chiude la mostra, quello del ballo orientale, 1951, si chiude un'epoca, diciamo, e anche noi abbiamo voluto chiudere la mostra ancora con un momento così importante. Michele Gottardi, che non c'è, che anche lui ci ha prestato, diciamo, quel nucleo di guidine d'epoca tra fine 800 e inizi 900, e tutti i vari collaboratori, tantissimi, che insomma in questo periodo hanno supportato questa avventura, che per me è stata, ringrazio ancora il dottor Valente, un onore poter lavorare con voi. Non è la prima volta, ma si conferma insomma un affetto veramente radicato ormai, e un'esperienza veramente bella, che non è stata solo bella, perché quando c'è un lavoro sotto poi c'è da lavorare, ma è stata anche divertente, perché l'argomento poi era divertente. Non da ultimo dobbiamo ringraziare gli architetti grafici che hanno reso tutto questo materiale così raffinato e così godibile. Ecco, sin dall'inizio bisognava metter giù poi questo allestimento. Questa è una sede istituzionale, non si doveva bloccare ovviamente quello che è il funzionamento quotidiano della sede, però allo stesso tempo devo dire che tutti, in particolare il segretario generale, ci teneva anche a un allestimento
raffinato, e qui insomma la sapienza di Carlo e Fabrizio insomma ci hanno dato questo veramente allestimento che si sposa molto bene, leggero, raffinato, e che ha fatto un po' anche il successo della mostra. Ecco, io mi fermerei qui e insomma vi ringrazio ancora tutti e insomma è stata veramente una bella esperienza. Prima di passare agli interventi volevo ringraziare gli sponsor, perché gli sponsor sono stati importantissimi per questa mostra, in particolare il main sponsor che è stato Mela Holding Group con la persona di Marco Saliù, e il nastrificio Victor nella persona di Regina Bertipaglia e OTS Raffaele Grazia. Volevo ringraziare ancora di nuovo il Comune di Venezia per chiaramente anche è stato uno sponsor attraverso diciamo le vele che sono state messe nei pontili qui accanto e nel tram che collega Venezia a Mestre, così come anche diciamo, il ringraziamento per l'Hotel Gritti. Prima mi pare che ho detto tutto, volevo ringraziare infine ancora, perché le dimentico sempre, però sono le mie collaboratrici dell'Ufficio Relazioni Esterne, che veramente hanno lavorato tanto. È presente la dottoressa Lazzarini, che è la responsabile, ma un ringraziamento anche al dottor Luca Barban, che ha diciamo, affiancato la dottoressa Lugato come guida in questi mesi. Sono stati, come ricordava la dottoressa, non sono stati solo visitatori singoli, ma sono stati gruppi anche di 30-40 persone. E devo dire che anche grazie all'allestimento e anche grazie a queste visite la vita normale di questo palazzo, perché ricordiamo questo è un palazzo istituzionale, ci sono sedute di consiglio, sedute di commissioni, martedì, mercoledì e giovedì sono giornate veramente dove c'è un affollamento di persone, però devo dire che diciamo la parte istituzionale così come la parte diciamo di visitatori hanno convissuto bene, non ci sono state diciamo lamentele, non ci sono state sovrapposizioni, anche chiaramente è un palazzo dove ci sono lavoratori che lavoravano e quindi tutto si è svolto in modo veramente tranquillo, sereno, ecco, forse perché la mostra era così bella che piaceva a tutti, ecco. Bene, io a questo punto volevo, ma senza farla alzare, abbiamo un microfono, mi permetto di, se c'è qualcuno glielo porto io, volevo dare la parola, ecco caro, bravo, che sei anche se è acceso o meno, al dottor Giacomo Ivancic per due parole. Non posso venire lì. Vuole venire qua? Bene, venga qui così la vedono tutti. Così guardo il pubblico. Eh sì, bene, bene. Prego. Ecco. Signor segretario generale, a nome della famiglia, della famiglia che possedeva il Grand Hotel, io fra l'altro sono l'unico sopravvissuto fra quelli che hanno venduto la sua parte, a nome quindi dei cugini Carpegna, dei nipoti Scapinelli, Ivancis Marchesi, von Rex, siamo tutti felici di questa riuscita, grati perché per questa organizzazione, quindi la ringraziamo lei e tutti i suoi collaboratori e tutto il personale che è stato
intorno a questa iniziativa e ci felicitiamo infinitivamente del successo, perché mi pare che è stato un successo. Naturalmente questo con un po' di malinconia, come la sua e quella di tutti, perché avremmo voluto che questo non finisse mai, ma insomma le mostre hanno un inizio e una fine. A questo punto non so che altro poter dire, ma veramente è un ringraziamento molto sentito che vogliamo che sia l'inizio anche anzi non è solo l'inizio, ma che sia proprio di un continuo rapporto fra di noi. Grazie. Allora, Irina vuole dire qualcosa anche lei? O... Ma io posso dirlo da... Sì. Guarda, veramente lo zio ha rappresentato tutta la famiglia e ringraziato. Io voglio solo ringraziare in primis dottor Valente e tutte le persone che hanno organizzato la mostra, Franca Lugato, la Margherita Carniello dell'ufficio stampa, Antonella Lazzarini dell'ufficio relazioni esterne, e anch'io in effetti oggi sono molto malinconica perché è terminata, ma allo stesso tempo ho nel cuore una grande soddisfazione perché mi avete coinvolto anche come rappresentante, diciamo, giovane della famiglia, di aver potuto lavorare con voi e di aver quindi potuto studiare un'epoca che non conoscevo della famiglia e quindi c'è molta gratitudine e per anche aver instaurato un rapporto che continuerà nel tempo, di amicizia, di stima e di futura collaborazione anche. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. Allora, per un po' fugare questa malinconia, mi sono dimenticato un'altra cosa importante. Allora, siccome noi come Consiglio regionale, perché il catalogo è il catalogo della mostra e siamo d'accordo, è stato, diciamo, consegnato, dato al pubblico, ma noi vogliamo anche, abbiamo i nostri quaderni del Consiglio regionale che sono quaderni di ricerca. Quindi noi abbiamo deciso insieme al Presidente, perché anche il Presidente è d'accordo su questo, di pubblicare un quaderno, cioè che praticamente è un volume. Questo volume chiaramente comporterà ancora dei contributi, anche perché io non vi ho detto, le ricerche sul Grand Hotel continuano, non è che sono finite. Io continuo a trovare materiale nei vari o mercatini o nei vari siti, quindi non è una cosa finita. Quindi sicuramente faremo questo volume e il contributo maggiore lui l'ha già fatto, la sua parte l'ha già fatta, quindi è l'architetto Posocco. L'architetto Posocco ha scritto un saggio bellissimo che chiaramente è la storia praticamente del passaggio dal Grand Hotel al Consiglio regionale. Se Franco vuoi venire a dire qualcosa te ne sarei grato, perché tu sei veramente stata per noi una preziosa memoria e questo tuo, diciamo, saggio che tu mi hai già consegnato, perché sei stato veramente come sempre puntuale, e aprirà sicuramente questo volume che stiamo chiaramente realizzando, perché adesso abbiamo finito il video poi appunto ci vorranno ancora forse alcune settimane, forse alcuni mesi per fare un bel lavoro, quindi tutti noi siamo stati chiamati a continuare a lavorare sul Grand Hotel, quindi ti pregherei Franco di dare una tua testimonianza su questa esperienza.
So che è un problema, purtroppo è un ginocchio, ma comunque ti vedo scattante. Vieni. Il menisco è una brutta roba. Prego, Frank. Vi ringrazio tutti e ringrazio Roberto Valente per queste cose che non mi merito, perché il mio ruolo è stato il ruolo di un tecnico che si è occupato di un progetto che era da fare, quindi un ruolo usuale per dei tecnici. Però permettetemi di non associarmi alla malinconia che è stata da più parti dichiarata, perché per come ho vissuto Venezia in questi anni, che ormai sono tanti, la città, il suo consistere nello spazio, nella storia, è quello di una realtà che, come la Fenice, che poi è qua vicino, muore e rinasce continuamente, assumendo forme diverse, significati, eccetera. E questo è stato anche testimoniato da quello che è stato detto finora, molto bene, non solo da te, Roberto, nel quale, permettimi, perché sei per me un giovane allievo, ecco, in qualche modo, nell'amministrazione, che hai rivelato e stai rivelando una funzione, un ruolo e un significato della segreteria generale che non si riduce all'aspetto amministrativo, al controllo di legittimità, alla cura di dirimere gli interessi che si contrappongono nella politica, come è logico che sia, ma invece una funzione, scoprendo una funzione, forse un'attitudine di carattere creativo che consiste nel comprendere il significato degli spazi, degli edifici, delle situazioni che si creano. E questo è avvenuto nel Palazzo Ferro-Fini. Se consideriamo che dall'inizio Ferro, Manolesso, Flangini, Fini, cito solo 4 nomi di famiglie della antica Repubblica, altre si sono succedute che andrebbero ricordate, che forse sono state ricordate nei libri storici che sono stati scritti nel passato su questi. Ecco, questi edifici fin dall'inizio vengono creati per esporsi come luoghi di manifestazione dei contenuti che sono della Repubblica, della società, dello Stato, della Regione. Forse non ci fermeremo qui, nel senso che non si possono dare limiti al trasformarsi delle identità e dei significati delle istituzioni. Ecco, questo è stato il problema che ci si è posto all'inizio, quando questi 4 campagnoli sono venuti a Venezia e hanno detto: qua comandiamo gli altri. Questo è il significato della regione, pretendendo all'inizio anche di andare in piazza San Marco, perché no, al posto di Museo Correr, per esempio, senza pensare, qualcuno di noi lo pensava, che la Repubblica era stata uno Stato sovrano. La Regione forse era un ente di secondo livello, che però doveva conquistarsi lo spazio e la riconoscibilità che non c'erano all'inizio. Mi ricordo che da ragazzi, col sandalo si veniva qua davanti sperando magari di vedere uscire, che so io, Ava Gardner, Alida Valli, perché no, anche Woody Allen, Hemingway.
e così via. Perché bastava un'occhiata e avremmo potuto dire "go visto". Ecco. Questo è il senso di questo palazzo, che in quel momento, di questi palazzi, perché bisogna aggiungere, giustamente è stato fatto, al di là del Rio delle Ostreghe c'è il Gritti, e quindi un palazzo tra i più identitari, in cui sono venuti i capi di governo quando c'è stato il G7 temporibus e così via. Allora il senso, e finisco subito perché guai perdersi così nelle rimembranze, poi sono soltanto un ospite diventato, ecco, mi hanno insignito. Questi palazzi, questa palazzata straordinaria, tra l'altro di fronte alla salute, ecco il problema per noi altri architetti, quello di avere davanti, pensate che la salute è stata definita in un suo bellissimo intervento al Goldoni da Frank Gehry, quindi uno dei grandi, il maestro di Wright, cioè l'allievo di Wright, è stato definito la più bella chiesa del mondo. Effettivamente un edificio così capace di essere punto di triangolazione di tutti i Palladio che ci sono attorno in primo luogo, e poi di questa palazzata di edifici fortemente identitari che si ritrovano sulla sponda sinistra del Canal Grande nella sua uscita in bacino. Tenendo conto poi dopo che, riflettendo su Venezia, perché a lungo abbiamo riflettuto su queste cose nel gruppetto che si occupava del restauro di questo edificio, che a Venezia la monumentalità veniva dalla Repubblica attribuita solo ai santi, San Marco, la Salute, e allo Stato, allo Stato proprio nella sua astrattezza di struttura generale coinvolgente tutti quanti, perché la nobiltà doveva rimanere all'interno addirittura di una linea di gronda oltre la quale altius non tollendi, dicono i giuristi, no? Non si poteva andare. E quindi le funzioni, da quelle mercantili che si svolgevano in piano terra, i nobili erano mercanti all'inizio, che poi via via diventavano altre e si arricchivano di nuove funzioni, di nuove identità, di nuovi modi di proporsi. Ecco perché non mi associo alla melanconia, perché sono assolutamente sicuro che la prospettiva che Roberto e il suo complesso, se mi consentite, Roberto e gli altri qui del Consiglio regionale, assolutamente straordinari nell'entusiasmo del partecipare allora al restauro, quando me ne occupavo io con i miei collaboratori, adesso alla esposizione delle sue funzioni, che sono molteplici e non possono essere ristrette al novero di quelle elencabili dal punto di vista amministrativo o politico, ma sono proprio quelle che la società e la cultura e l'etica della società richiedono. Mi fermo qui, non vi dico quali sono stati gli anni di quel lavoro. Una notte mi hanno svegliato dicendomi: architetto Alvarda, che la facciata del, mi pare, Ferro Manolesso sta venendo giù, c'è una crepa. E effettivamente, a furia di passare barche e vaporetti, questi come una pompa si portavano via il fango sul quale consiste la città e avevano messo in crisi una parte della facciata. Naturalmente siamo corsi a Padova, che era il luogo delle ingegnerie e delle idrauliche, per trovare aiuto, e fu fatto un lavoro
gigantesco di sottofondazione. Pensate che la sala del Consiglio è raccolta all'interno di un grande bacino in cemento armato, una specie di cassaforma che consente di tenere sul palazzo, sì, perché i precursori degli Ivancic avevano fatto anche delle cose staticamente molto discutibili, per esempio per fare la sala da ballo o il salone dei grandi eventi avevano tolto dei muri maestri con delle conseguenze di, ecco, dopodiché erano stati fatti ogni stanza, i bagni, eccetera. Insomma, potete solo immaginare come tutti i palazzi con i cambi di quota, cosa questo ha significato. Mi guardi in modo che mi devo assolutamente fermare. No, mi interessa. No. Ma quindi il restauro è stata una delle grandi avventure, perché dovevamo ad un tempo rispettare lo spirito di Venezia e lo spirito dei palazzi, quindi cercando di mettere in evidenza tutti i precedenti, la stratificazione dei precedenti che dal gotico in poi, in pratica, del bizantino c'erano forse resti soltanto fondazionali, dal gotico in poi nel grande periodo del 600-700, che è stato il grande periodo di quelle famiglie, alcune delle quali avevano comprato la nobiltà, sapete, con i famosi 300.000 ducati. I Fini, tanto per dire, credo anche i Flanzini, in parte di estrazione greca, cretese, di Corfù, eccetera, e che si nobilitavano acquistando appunto costruendosi un albero genealogico magari inesistente. Ecco, rispettare questo spirito perenne, ecco, perenne come Venezia, almeno speriamo. E recentemente un articolo di un grande idraulico mette in evidenza i pericoli, ha messo in evidenza sul premio Nobel. Andrea Rinaldo ha messo in evidenza i pericoli che corre nella città, che sono giganteschi. Ecco, noi penso che tutti abbiamo lavorato perché, come i nostri predecessori, perché questa città sia sempre per tutti, cioè per tutto il mondo, il segnale, il segno, il simbolo dell'umanesimo e della permanenza della civiltà contro l'aggressione della barbarie. Questo abbiamo fatto in piccolo anche con questo restauro, nel quale si è voluto mantenere l'identità dei luoghi, ma in modo che fosse disponibile per tutte le trasformazioni di qualità che vengono richieste dalla storia che avanza e non ha rispetto, diciamo, per nessuno, vuole andare avanti. Io credo che Roberto Valente, ma anche Ciambetti, anche gli altri e quelli prima di lui, mi ricordo il grande Angelo Tomelleri, primo presidente della regione, che ci stava sopra attentissimo per essere a conoscenza della qualità. È un grande ingegnere veronese, Angelo Tomelleri, che è stato, insieme a Vito Orcalli, voglio citare queste due persone, presidente del Consiglio, erano come il braccio e la mente. Qualcuno di noi diceva il gatto e la volpe, ma non cambia molto. E questi due avevano capito che la regione che entrava non con la volontà di prevalere, ma con il rispetto per una storia più grande della regione, perché Venezia
è in sé una cosa grande, sia nel materiale che vediamo che nell'immateriale. Ecco, capire tutto questo è stata la sfida che abbiamo avuto in quel momento tutti quanti. Non so se l'abbiamo colta, ma questa mostra e quelle che seguiranno o altre manifestazioni che inventerete probabilmente danno ragione alla possibilità di far sì che questo diventi sempre più un luogo identitario per Venezia, per il Veneto e per tutto il mondo. Grazie ancora. Vi ho detto che vale la pena sentirlo, perché una persona come Franco Posocco che diciamo ha con così tale entusiasmo, così con tale freschezza di pensiero racconta quegli anni della sua, diciamo, della sua esperienza lui, ecco, ricordiamo chi era, lui è stato il segretario regionale del territorio, cioè tutta la parte tecnico-urbanistica faceva capo lui della regione, e quindi anche i lavori pubblici. Per questo il palazzo è demanio della regione oggi, e quindi l'affidamento, la sovrintendenza di tutti i lavori era affidata all'allora responsabile di quel settore. Io ho avuto, lui quando ha detto, mi ha citato che sono giovane, ho avuto la fortuna che quando sono entrato era ancora in servizio, e quindi ho potuto così anche vederlo all'opera. Ecco, lui adesso, dopo che è andato in pensione, è il guardian grande della scuola di San Rocco, e con lo stesso entusiasmo, con la stessa capacità così di comunicazione, riesce a così essere a capo di una così importante istituzione veneziana come è la scuola di San Rocco. Chiudo, lui ha fatto un'affermazione dicendo: la storia va avanti, il palazzo deve chiaramente, ecco, per esempio nella sala, ecco, abbiamo visto con i visitatori le varie sale del Grand Hotel. Qui ci troviamo nella sala, in un salone di Palazzo Ferro. Questi locali sono adibiti all'ufficio stampa, tutto questo piano all'ufficio stampa, e per esempio questa è stata l'ultima realizzazione che è stata fatta un paio di anni fa, completamente, è stata completamente rifatta questo salone per adibirlo appunto a sala conferenze, sala stampa. E è stato un lavoro molto lungo, perché dovevamo coniugare sia diciamo la tecnologia, ci chiedevano che fosse una sala multimediale con degli schermi, alle spalle c'è una regia, che c'è una console, che io quando vedo quelle strumentazioni rimango sempre stupito, ma c'era bisogno anche di una certa, diciamo, raffinatezza, di una certa così eleganza, e quindi per esempio tutti i rivestimenti sono tutti di Rubelli, e sono state tutto un materiale anche molto pregiato. Abbiamo conservato chiaramente la pavimentazione originale, questo terrazzo veneziano, e quindi questo abbiamo cercato di sposare, diciamo, il rispetto dell'eleganza che questo palazzo ci impone con la modernità. E quindi ecco, le tue parole, Franco, mi hanno molto colpito, soprattutto nel finale, quando hai fatto questa affermazione che comunque la storia va avanti e quindi ci dobbiamo anche evolvere in un certo senso. Bene, io termina qua, io credo, la nostra, diciamo, conferenza di fine mostra. Ringrazio tutti i presenti che sono stati, e anche chi da casa ci sta seguendo, e vi invito tutti al piano terra per un brindisi, per un vin d'honneur, dove possiamo stare ancora in compagnia e scambiare ancora qualche chiacchiera insieme. Grazie a tutti.